L'aeroporto di Agrigento incassa il sì da parte della Commissione parlamentare permanente politiche dell'Unione Europea. L'organismo ha infatti espresso parere sulla possibilità che venga convertito in legge il decreto che contiene anche l'assenso alla costruzione di un hub aeroportuale centro-meridionale che serva le province di Agrigento e Caltanissetta. A questo punto tutto passerà al vaglio della Commissione Bilancio per poi essere votato in aula dalla Camera e al Senato. È un passo in avanti importante per la provincia agrigentina. Tutti i componenti di centrodestra della commissione parlamentare hanno votato positivamente la mia proposta di realizzare uno scalo aeroportuale agrigentino e di promuovere al primo livello la questura della città di Agrigento. Continuerò a lavorare per il bene della mia terra, lo ha sostenuto dopo aver diffuso la notizia il relatore del decreto, il deputato nazionale agrigentino Calogero Pisano. Conclusa dunque la campagna di sottoscrizione delle azioni avviata lo scorso 5 giugno, sono state 2007 quelle registrate per un totale di 2 milioni di euro e sono quelle per la SPA Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento. Il prossimo step prevede la costituzione della società per azioni, prima della quale però ed entro il 31 dicembre i sottoscrittori dovranno versare il 25% delle azioni.